Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Buonasera ragazzi. Vediamo chi ci sta. Vai a Napoli, Maronna, che asciutti, non si Coca-Cola. Un attimo. Allora. Opin, per essere ancora più vicini alle imprese italiane con finanziamenti rapidi e accessibili. Opin, together to get there. Fatti travolgere dalle ultime notizie sul calcio. Fatti travolgere da Star Vegas con Twin. È qui che tutto ha inizio. 3, 2, 1, azione! È il posto dove nascono i tuoi film Sky Original, con i più grandi nomi del cinema internazionale e italiano. Saperato, io sparo per culo. Film sempre nuovi e sempre diversi, pensati apposta per te. Come quelli che stanno arrivando. E la cosa bella è che dal set arrivano direttamente a casa tua. Sky Cinema, la casa dei film Sky Original. Se sei cliente Sky Q via satellite, premi il tasto verde per accedere alla visione in 4K HDR. Noi ci stiamo nessuno, un attimo. Che già. Serie A e Team presentano la Serie A Team. Si parte con la competizione. L'obiettivo dice è arrivare il più lontano possibile. Questa è la tua sfera. Morata! È la palla dentro! Rigore per schiacciare la pressione. Un momento di poesia agonistica, assolutamente unico secondo E la corte delle stelle. è tornato al Champions League con la maglia della United del suo d'oro. Osimhen di testa! Gol! Gol straordinario! Succede l'incredibile, tutta la mattina in campo. Un appoggio tra la gente, un momento sublime di grande emozione. Che storia, quante storie. Oh Alessandro, buonasera, ciao Pasquale, buonasera. Dobbiamo vincere per andare primi. Vai Napoli, vinciamo ragazzi. La classifica in palio nell'ultima partita della quarta giornata. Vai Napoli, schiattiamo la capa. E Luca Marchigiani, e l'altro che vincendo andrebbe in vetta solitaria. Solitari, nella notte. Andiamo a 12 se vinciamo, ragazzi. Andiamo a 12 se vinciamo. Tanto entrano le due squadre. Andiamo a vedere le formazioni, ragazzi. Allora, c'è l'Udinese che gioca con il 3-5-2. Silvestri in porta. In difesa troviamo Becao, Lucio, buonanotte, Becao, Nacic, Samir. A centrocampo Molina, Arslan, Balas, Pereira e Stiger Larsen. Le due punte sono Pussetto e Delofeu. Il Napoli gioca con il 4-3-3, Ospina tra i pali, Rui, Koulibaly, Rachmani e Di Lorenzo. Centrocampo Elmas, Anghissà, Ruiz, Fabian Ruiz. E il tridente d'attacco Insigne e Politano, Insigne e Politano esterni e la punta Osimhen. Ragazzi, con il 4-3-3 il nostro Napoli che risponde al 3-5-2 dell'Udinese. Vai, scattiamo la capa. Stanno trasendo in campo, ragazzi, C'è qualcosa di elettrizzante nell'aria. Un nuovo stile, nuove tecnologie e una nuova potenza. Lasci l'evoluzione del crossover. Nuova generazione di Sky, ora con My Hybrid Power.
Prova il nuovo Qashqai Mild Hybrid anche sabato e domenica negli showroom Nissan. Ma Napoli, schiattiamo la capo a noi. Squadre schierate al La, centro la, del la, campo, la, la. come pellicola della Serie A. Napoli ha vinto le ultime 3 partite contro l'Udinese, 2 di queste 3. Siamo pronti, Spalletto? Schiattiamoli la capa a questi qua. Longo, che stai dicendo? Ti facciamo diventare corto, Longo. Ora sei Longo, poi ti facciamo diventare corto. Perché primi in classifica vogliamo andarci noi. Napoli, siamo in live con Napoli l'87 per Udinese Napoli. Schiattiamo la capa, voglio. Spalletto. L'ultima contro lo Spezia, di Samarzic, 2 allenatori tra l'altro che hanno usato tanto le panchine, tanti gol proprio in uscita dalla panchina, e dunque occhio anche poi quello che sa. Spalletto, schiattiamoli la capa questi qua, Longo, che stai dicendo? Ti facciamo diventare corto, Longo, ora sei Longo, poi ti facciamo diventare corto. Perché primi in classifica vogliamo andarci noi. Napoli, siamo in là. Spalletto, schiattiamoli la capa questo. Spalletto, schiattiamoli la capa. Ti facciamo diventare corto, poi ti facciamo diventare corto. Perché primi in classifica vogliamo andarci noi. Napoli, siamo in là. Napoli l'87 per Udinese Napoli. Napoli l'87 per Udinese Napoli. Il 3-5-2, Nacic, Samir, Becao in difesa, Perrera, insomma già agito. Il Napoli risponde col 4-3-3, Ospina tra i pali, Koulibaly, Rachmani centrali, Di Lorenzo e Mario Rui, i terzini, a centrocampo Fabio Ruiz, Anghissà e Elmas che gioca al posto di Zielinski, infortunato ancora, non è al meglio, Politano e Insigne, esterni di offensivi, Osimhen la punta, ragazzi. Spalletto, schiattiamo di Natale, questi qua, che stai dicendo? Ti facciamo diventare alle spalle di Osimhen, poi vedremo se sarà un 4-3, un 4-2-3-1. Questa è la piccola modifica tattica che abbiamo visto. Devi vincere, devi vincere, devi vincere, 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 vincere. Che possono muoversi all'interno del suo schieramento. È chiaro che il gioco sugli esterni di Politano e Insigne sono molto importanti per lo sviluppo offensivo del gioco del Napoli. Tutto pronto? Un giorno in più di riposo. Ma Napoli, schiattiamo la capa, Poi Spalletti dovrà gestire le fatiche di questa settimana con il turno infrasettimanale. Temperatura fresca, molto fresca, attorno ai 15 gradi, ma vincere il Napoli con la maglia azzurra, ragazzi. La nostra maglia, il nostro volume. Napoli a gestire il primo pallone con Koulibaly, scelto Rachmani vicino a Kalidou Koulibaly. Rachmani, ma non l'ha sincero. Titolare anche all'Ester giovedì, Mario Rui. C'è Rachmani titolare, voglio. Ma Maroni, mannaggia. Caccia del primo gol in campionato dopo la doppietta in Europa. Osimhen subito bene sul fondo, mentre il pallone in area libera con Samir la difesa dell'Udinese. Insigne abbastanza basso, Politano anche, Osimhen che ha tutto il campo a disposizione per fare queste scorribande sugli esterni. Oh Maria, buonasera. Maria Mastandrea, buonasera e sempre Forza Napoli, sempre. Come sempre ragazzi vi invito a lasciare un bel mi piace per sostenere la live, appunto iscrivetevi al canale se siete nuovi, attivando la campanellina per essere aggiornati con i nuovi video e con le live. Forza Napoli, vogliamo ci appia sul primo posto perché la Juve è cascata, si è fatta male, così come la Roma che si è fatta male, l'Inter ha vinto e purtroppo il Milan ha pareggiato con la Juventus che anche loro si sono fermati. Buonasera Mariano, buonasera fratello e Forza Napoli, Mariano, buonasera. Se problemi per il numero 23 Nacho Pissetto, invece che davanti schia due giocatori che l'anno scorso sono mancati per via di grave infortunio al ginocchio. Mamma metto banners della partita, eccola, quarta giornata Udinese Napoli. Giadina e Rino non ci sono ancora, comunque ti mando un bacione
anche se non dovessero esserci questa sera i miei moderatori. Un bacione e forza Napoli, già Enrino, se mi state guardando, che aspettate la carrozza, venite in live. Si sciuto pazzo Napoli e facciamo scipazza l'Udinese stasera. A sti bianconeri e facciamo scipazza. Già abbiamo battuto i bianconeri quell'altro, ma battuto il Santo. Confermata la coppia Fabian Anghissà, anche perché Spalletti ha problemi in mezzo al campo per l'assenza di Dembélé-Bozka, che disponibili sono Mertens e Gulam. Sarò con te, tu devi mollare. Un ritorno in un posto che significato tanto la prima volta, no? L'Udinese nel 2001, soprattutto a De Cambio, poi il triennio 2002-2005 con 3 qualificazioni europee, una nella Champions League. Vai qua giù, vai che siamo pochi yacht. Dai, entrate in live ragazzi, entrate in live, non mettete a paura che non mi faccio niente. La telecamera è un po' sporchina forse. Calcio d'angolo subito. Udinese subito forte. L'Udinese sta bene, ha fiducia, ha tecnica e velocità, caratteristiche che possono mettere in difficoltà qualsiasi avversario anche sulla carta, diciamo più quotata, no? Come può essere il Napoli questa sera, ma l'Udinese l'affronta senza timore reverenziale in questi primi minuti. Sicuramente regolare i 3 centrali, visto che l'Udinese non ha una vera punta, giocatori molto alti, devono arrivare Loitic che ha preso Napoli. Beccao e Samir la palla, è stata una zona di Beccao, liberato la difesa del Napoli, poi Striga Larsen, largo per Deulofeu che prova a passare con la sua specialità di dribbling. Striga Larsen scavalcato Edmas, rovesciata, cercata da Pussetto, poi si può. Non era facile, ma hanno lasciato lo spazio per tentare questa giocata a Pussetto, vedi, non c'è una marcatura veloce, attenta, Pussetto ha quei 2 metri, 3 metri, poi cerca una giocata obiettivamente difficile. Tu quando hai prima di Deulofeu e Pussetto sono dei giocatori non fisicamente prestanti, ma molto veloci, bravi anche nel combinare tra di loro. Più male con il Barriere uscito da dietro, la palla regalata da Aslan, Pussetto per Beccao. Wallace, un po' sorpresa l'Udinese a fare la partita in questo avvio, taglio profondo di Striga Larsen, cercato e trovato, no, non trovato per la copertura di Armani, non è finita, palla ancora. Oh, attenzione! Ah, pallone, che calcio di rigore, è pallone. Tanto ora vanno al VAR sicuramente, quasi sicuramente. Di Lorenzo l'ha toccato, fa vedere. Dai, non c'è niente, dai. Anzi, mamma mia, ti ha appena sfiorato, guarda là, dai. Ginocchia, guarda. Non ci sta niente. Se tu, ma non fai finta. Che sei andato a scuola da quadrato, sei andato. Ragazzi, lasciate like se siete in live, mi raccomando, chiunque sia, chiunque se viene a faccia, lascio like. E mi faccio i pazzi a tutti quanti stasera. Di Lorenzo va a partire il Politano, il pallone di Anghissà che ha avuto un grande esordio contro la Juventus, appena arrivato con un paio di allenamenti appena con la squadra dopo il primo qualificazione del Camerun, quindi mantiene Anghissà il gioco schermato. Un passo abbastanza duro da parte di Wallace, che però è bravo nell'accorciare in zona palla e togliere lo spazio che forse c'è anche l'intervento per schiattare la scuola. Wallace però stavo sottolineando come l'Udinese cerchi di pressare abbastanza alto, no? Rispetto a l'Udinese pressa alta, sì. Si pressa alta e poi si accorcia tutto indietro in copertura per non farci giocare. Si danno una mano tutti quanti, attaccano, vanno tutti su e poi tornano indietro. Come se fossimo a 0 punti, non a 7, tenendo forse un po' di pancia piena dopo le notte di inizio di stagione. Pussetto, Rachmani, sta lì per Deulofeu, gioca bene per Pereira cerca ancora Pussetto, in avanti all'Udinese, stanno giocando bene, stanno dando problemi alla linea di Spalletti. Perché
si muovono molto e tecnicamente, al di là di questo tocco sbagliato da parte di Pereira, hanno cominciato molto bene la partita. Koulibaly, Mario Rui. Si pensava che in questo inizio di stagione l'Udinese potesse fare un po' di fatica dopo aver fatto partire il miglior giocatore, Rodrigo De Paul, invece ottimo approccio davvero. Andrea, buonasera, sono arrivato adesso, segniamo. Vai Andrea, segniamo subito, grande il nostro portafortuna Andrea Stefanelli. Ciao Candy, buonasera e forza Napoli. Pressa alta e noi sfondiamo con Osigol. Grande Osimhen, facci un gol. Di Lorenzo. Politano. Politano, subito a Anghissà. verticale. C'è in copertura Samir. Napoli può rimanere in attacco. Scambio Politano di Lorenzo, ancora Samir che prova a intromettersi, adesso Anghissà. Anghissà, facci vedere come si gioca. Koulibaly. KK. Mario Rui, prima pressionata di Arslan, Insigne gira subito. Vai, vai. Vai, stop. Mamma mia, c'è Naciuk che la butto. Vai Politano. Anghissà. Andiamo. Vai Fabiano, vai, un bel passaggio. Provalo. Elmas. Fallo, bravo Elmas. Che ti va a prendere pure la punizione. Ciao Candy. Noi ancora è chiamata con gli stessi qua. Si sono aiutati bene, però la soluzione secondo me provata da Spalletti sempre per Osimhen, veramente. Per l'abilità del nigeriano a giocare sulla linea avversaria. Adesso Rachmani, seguiamo l'azione del Napoli, poi andremo a sentire proprio le indicazioni di Spalletti. Rachmani torna Di Lorenzo, non c'è spazio, l'Udinese copre bene il campo, Napoli riparte da Ospina, poi è bordo campo, Massimo Golini. Sì, proprio nella costruzione dal basso che Napoli sta facendo fatica, lo sta sottolineando Spalletti, bisogna allargare il gioco, non bisogna cercare le vie centrali, anche perché Fabian insomma non si sta facendo vedere molto in mezzo al campo, quindi ha consigliato ai suoi giocatori, soprattutto a quelli valenti invece di esterni, per la fase di costruzione. Se comincia bene in avanti, sale con i centrocampisti, Samir va a prendere Anghissà o comunque è uno dei difensori centrali che esce sul centrocampista che rimane libero, c'è questa situazione 1 contro 1 che Napoli in questo momento ha difficoltà. Pensa a segnare Willa o Anghissà che è in mezzo alle gambe, mamma mia. Vai Anghissà, vai. Adesso Koulibaly, Mario Rui. Metto un po' di luce, scusate ragazzi. Mario Rui si muove davanti a Osimhen, vuole rimanere qui Elmas. Koulibaly. Di Lorenzo. Politano. Riceve, si sbriga Larsen sulle sue tracce, Napoli continua con questo fraseggio con la terra, coinvolgendo Mario Rui. Sul profondo Elmas viene incontro Insigne, la mano per Osimhen che con il petto poggia su Fabian Ruiz che apre bene per la corsa di Lorenzo. Quanti quanti di Lorenzo pensa forse al cross, poi coinvolge Politano, 1-2 interessante, Pereira va a chiudere. Fallo! No. Wallace, schermo molto prezioso per Gotti, magari il giocatore poco appariscente, ma non c'è mai Gotti, proprio protezione dal reparto retrato. Interviene Deulofeu, rimessa ancora per il Napoli. Sta crescendo come ritmo, come intensità la squadra degli Spalletti. Anghissà. Fa un bocco. Fabiano. Questo scambio proprio nella porta sulla quale sta attaccando. Manolas l'avresti fatto giocare? Forse sì. Ma anche Rachmani non gioca male. Comunque Andrea, anche Rachmani non è male.
brillante effettivamente in apertura. Abbiamo 4 atti in live, mannaggia ansia. Nella squadra di Gotti ad aspettare, Fabiano si gira, prova a radicalizzare il masso numero 2, ottimo gol Osimhen, interrotto, però molto buono, prezioso di Becao. Vale il cielo per Bussetto, manda mani in aria e adesso Molina. Aslan, buon lavoro del turco tedesco che sale, attenzione il cambio gioco di Aslan verso Pereira, lungo, meno male, vai. Stiger Larsen, lungo per Stiger Larsen. Sì, abbiamo un ass, il nostro Jolly, sì Andrea. Ho un ass, spacca le partite, lo mette sempre negli ultimi 20 minuti, ti spacca la partita. Buonasera, addio Zlatan, buonasera. Ciao, cosa ne pensi della partita di ieri sera? Di Siena, Milan 1-1. Bel Milan, grande Milan. Secondo me Zlatan, mamma mia, Insigne vicino al gol. Insigne vicino al gol, attenzione, aspetta un attimo, mo ti rispondo. Politano. Vai. Niente. Zlatan, praticamente... Il Milan secondo me è una squadra da scudetto, è forte, ieri ha dimostrato la sua forza, ma non solo ieri, è una squadra che gioca a calcio, ha un'ottima... è una squadra praticamente, ha un gioco, un'identità, è una squadra che secondo me si lotterà il campionato, mentre la Juve è in difficoltà attualmente. Spezia Juve, scontro salvezza, partita da non perdere. No, ma alla fine secondo me la Juve comunque risalirà in classifica, secondo me Spezia Juve vince la Juve, ragazzi. Acqualete, sponsor ufficiale SSC Napoli. Sicché vive dall'Acqualete. Tecnico nell'1 contro 1, riesce sempre, è lucido nel trovare la soluzione giusta, saltato 2 uomini, poi passaggio europeo. Ciao Francesco, buonasera ragazzi, buonasera Francesco, lasciate like, mi raccomando ragazzi, lasciate like che è importante. Scusa il ritardo, di niente, figurati Francesco, di niente. Sei sempre benvenuto, chiunque viene, tardi, prima, non vi preoccupate, tanto Napolillo lo sa che ci avete da fare, ci avete una vita, è normale. Anche quando io non porto i video, perché non li porto? Perché c'ho da fare le mie cose. È normale. Secondo me Federico la gara difensiva dell'Udinese è chiara. Molina e Stiger Larsen se la devono vedere con Insigne e Politano. I 3 difensori centrali, uno esce su un centrocampista in modo da rimanere due in superiorità numerica con Osimhen in mezzo, ma non rimanere in superiorità numerica in mezzo al campo. Spesso è Samir che appoggia su Ambissati. Ancora l'azione lunga del Napoli, poi torniamo a Francesco Cosatti che si stava raccontando le prime impressioni di Gotti, adesso Mario Rui. Insigne controlla, carica a destra, sbaglia lentamente la conclusione. Insigne ti chiamano Walker Match. Adesso chiede il movimento di palla soprattutto da Aslan, attenzione le richieste anche a Molina, che adesso si avvicina per parlare col suo allenatore, insomma non lo vuole troppo alto, comunque vuole aspetti la palla sotto la soglia di centrocampo. Aspetta, ho saltato qualcosa, voi Napoliello, scusate di niente. Alex Gallo te manda alla concia. Gallo, cuncia tu mare, Gallo. Andrea, l'acqualete non è buonissima, ma beviamolo ugualmente, il nostro sponsor Fedeltà. A me mi piace, è buono. Beh, ho 9 anni, non ho tanto nella mia vita. Vabbè, piano piano, avrei anche te da fare tante cose, Francesco, fidati. Zlatan dice, da milanista, conoscendo bene Allegri, col suo anticalcio, se becca squadre che fanno gioco, può andare in difficoltà. Io non temo sta Juventus davvero mediocre, poi magari arrivano quarti in classifica. Sicuramente il Milan arriverà prima, e te lo dico da adesso, che mancano tantissime partite. Attualmente il Milan è più forte della Juventus, se la gioca con l'Inter. Poi il nostro Napoli, il mio Napoli è un offside, cioè quanto può essere fra le prime posizioni o quando può lottarsi quando meno il posto in Champions League, che secondo me la rosa ce l'ha.
Intanto noi giochiamoci per arrivare nelle prime 4 in Champions, che è l'obiettivo che manca da 3-4 stagioni. Napoli deve arrivare almeno in Champions. Poi quello che verrà sarà meglio. Se viene qualcosa in più è meglio. Se viene in peggio invece no, ovviamente. Forza Napoli, Diego, forza Napoli. Più d'acqua lì. Scattamaga. Già Darino, siamo stati sentendo, schiattamaga. Si è attardato per vedere uno smarcamento di un compagno, ha rischiato tantissimo. Fabian, un po' di campo di Lorenzo. Posizioni molto alte da mezzali di Elma Sanghissaka, non subito di accompagnare Osimhen, adesso Insigne. Insigne, va Napoli. Fabian, siamo al 17esimo, ragazzi. La messa preso terra proprio per Politano. Ancora con Strigelas, che rientra l'arte di rigore, Uomas sulla traiettoria del passaggio destinato a Fabian, adesso Deulofeu, con la sua tecnica nello stretto, a gestire, però non è facile prendere. Scapellata, Marini. Comunque mi sarebbe piaciuto se tenevate Rino, perché lo vedevo bene nel Napoli e aveva trovato un'identità di gioco. Comunque quello certo, però ti posso dire che Spalletti ha più esperienza e secondo me Spalletti farà meglio di quello che ha fatto un Gattuso, magari il quarto posto, magari arrivare in Champions. No, 0-0 per ora, Mark, 0-0. Amico mio, buonasera amico mio, 0-0. Complimenti all'Inter che ha sfatato il Bologna, l'ha preso a pallonate, 6-1. Non c'è stata partita. Attenzione l'Udinese, mamma mia, fuori. Ma combinazione molto buona, no? Tanti movimenti, poi sottolineato Strigelas che si accentra. Magari 1-0 per noi, ma siamo 1-0 per l'Udinese, speriamo di no. Però me ne sono accorto. Bene con Samir per venire fuori palleggiando, l'Udinese gioca bene, niente da dire. C'è l'impressione, Luca, che se restano anche le prime uscite dell'Udinese, che la squadra di Totti cerca proprio di liberare quel posto largo a sinistra per Deulofeu, perché lì ama prendere il pallone il giocatore del catalano per le sue incursioni offensive. E quindi Luca spesso è l'esterno sinistro, gioca tutta fascia, che deve cambiare un po' posizione per la centralizzazione. Rachmani Di Lorenzo si sbaglia il suggerimento per Osimhen. Copia la rete, segna per noi. Segna per noi. Copia la rete, la segna per noi. Strigelas subito a trovare la rete. Pereira scala Fabian sul retto Pereira che apre per Beccao. Uomas Deulofeu. Osimhen da dietro Chiama Napoli, vinci Napoli. Adesso Pereira, palla allargata su Strigelas contro Di Lorenzo, arriva anche il raddoppio di Politano, palla esce per Deulofeu, molto ispirato. Vince il Napoli 3-0, speriamo Maria, speriamo fratello, speriamo. Non fanno partita solo difensiva. Beccao. Molina. La Roma comunque la vedo troppo sottovalutata, si apre ma non è male, però sopravvalutata, scusami. Abraham non è male, però calma, per ieri comunque il Verona l'ha messa in difficoltà. Io la Roma non la vedo da scudetto. No, anche secondo me non è da scudetto, ma è una squadra che può lottarsi la Champions, quello sì. Ma da scudetto no, non lo è. La Champions se la può giocare, il posto in Champions se lo può giocare. Pereira cerca a fondo Pereira, scambio con Pussetto, ottimo anche fallo di ritorno Pereira, che percussione per Aslan che tocca lì vicino Pussetto. Bravo Fabiani in chiusura, grande Fabiani su Pussetto, bravo Fabiani. Secondo me finisce 2-2, Deulofeu doppietta, Osimhen e Politano.
speriamo vinciamo, fra. Pareggio non è male un pareggio utile, ma è meglio la vittoria. Con la vittoria ti dà quello slancio in più, ti dà quella marcia in più e poi vai prima in classifica. Al momento ti goderesti un primato, no? Anche come centrocampisti, più determinanti in alcune circostanze stanno concedendo occasioni agli avversari. Praticamente tutti i trucchi viglienti per questa partita, la capienza della Ciaccialena in questo periodo con stati aperti il 50% dei 12.500 che anche i tifosi napoletani questa sera presenti a Udine. Bratmani, Anghissà. Anche lui, Koulibaly, siamo arrivati a metà del primo tempo. Aspetta, però. Conclusioni non pericolose per l'Udinese, ma anche un brivido per lo Sfina, attaccato da Deulofeu qualche minuto fa. Mario Rui. Giornate di campionato, Napoli è la prima squadra allo stesso fallo del campionato, un po' di scaramanzia. Allora, adesso qua l'unica che penso che comunque non vada in Champions è la Lazio, o comunque ha troppi limiti e Sarri ha bisogno della squadra. Lazio la vedo radata per un 3-5-2 a 3 a centrocampo, si veste. Anche secondo me la Lazio la vedo dietro a Roma e Napoli, onestamente, e Atalanta, ci metto anche l'Atalanta, ma non vorrei dire in questo momento Roma e Napoli le vedo meglio anche dell'Atalanta. Poi c'è la Juve, quello è il casino, che c'è comunque pure la Juventus. Non guarda, vai Insigne! Mamma mia! 1-0! Go! Vai! Grande Insigne, grande Lorenzo, mamma mia. Grande Lorenzo. Buonasera Rino, vai 1-0 con l'Insigne. Mamma mia, che pallone, chi gliel'ha dato? Voglio rivedere, fammelo rivedere. Osimhen, danno gol a Osimhen forse. Grande palla però. Chi era dato? Però mi sa la tocca Osimhen, mi sa il gol di Osimhen. La giocata di Insigne questo non si discute, però Osimhen in quella posizione ha impedito anche ai difensori dell'Udinese, Samir in particolare, di poter tentare un salvataggio in estremis, anche se non avesse toccato prima della linea. Comunque è decisiva la sua interferenza sul gol. Sull'ampo di classe di Lorenzo Insigne a rompere l'equilibrio in un primo tempo certamente non semplice per il Napoli. Wallace, Samir, anticipo tra Borgia Politano, era Napolitano, adesso ferma tutto perché come sta Napolitano, molto da Samir, sulla palla. Lo spot è stato duro, non volontario da parte di Samir, che ha continuato il movimento dopo aver anticipato. Allora, qua come commento Insigne al 25. Allora l'hanno data a Insigne il gol. Al contrasto con l'avversario, però non sembra niente di particolarmente grave. Commento 24esimo, proprio il suo numero 24 Insigne. Allora ce la facciamo a scrivere, Rino, grande Rino, il mio moderatore, lo sapevo che veniva. Ora ci manca Giada, però Giada si nasconde, ha segnato il tuo ometto, Giada ha segnato Insigne, dai, fatto vedere.
L'hanno data Insigne, però boh, al momento. Io c'ho Osimhen al fantacalcio, vediamo, tanto è uguale, l'importante è che vinciamo. Insigne gol, Insigne, Lorenzo, il magnifico. Com'è? Che si anticipa un po' il gol, grande Rino, sto che la pochina, mamma asciutto, ma perché sono su Sky, io, la fanno vedere anche su Sky, Rino, la fanno vedere anche su Sky Calcio, la fanno vedere. Canale, che canale è? 251. Gol, pure azzurri sono sempre belli da vedere. Dice Zlatan, l'Atalanta sono sicuro che si riprende a gennaio, parte sempre male ma poi mette benzina e fa punti. L'Atalanta è forte, ha qualità, però ovviamente Roma e Napoli quest'anno vedo qualcosina in più, non che l'Atalanta fosse scarsa, è che l'Atalanta secondo me perderà tanta energia in Champions, capito? Stavo mangiando, mangia Lino, sta senza pensiero. Andrea, appena sono uscito abbiamo segnato, visto Napoli il grande Andrea. Rino, io c'ho da zona, ecco. Zlatan, vedila su Sky, da zona è uno scandalo, infatti su Sky. Vai Osimhen, mamma mia. Ma la partita la fanno vedere gratis, su Sky la fanno vedere, Sky. L'Atalanta è fake. Lasciamo stare. Bravo Samir nel non stare troppo lontano dal suo compagno di reparto, poter coprire. Avanti Lorenzo. Preso Politano che gioca indietro per Fabiano, Napoli che controlla, adesso il ritmo da Mario Rui. Elmas. Koulibaly. Insigne per il taglio di Politano, perfetto, aggancio di Matteo Politano, molto elegante, lo scarico ancora per Insigne. Napoli ha dovuto inseguire nelle ultime due partite contro l'Ester e la Juventus, mentre la testa avanti con il gol circa 5 minuti fa. Rahmani, Koulibaly. Prolungato per i difensori, quasi a chiamare fuori il pressing dell'Udinese. Adesso Di Lorenzo. Anissa. Rino, delle partite a quelle cifre devi guadagnare almeno 1700 al mese. Mamma mia. Però fanno schifo perché la Champions su Prime Video, la Serie B su Sky e la Serie A su DAZN. Cioè uno come deve fare per vedere le partite, deve avere quello e quell'altro, proprio io non lo so. Se uno non c'ha qualche parente che si divide un po' le spese, deve pagare tutto di tasca sua e sono soldi. Uno mica va a pigliare, a meno che uno piglia uno stipendio alto, ma noi prendiamo uno stipendio normale e dobbiamo pagare tutta questa roba, pesa, no? Infatti, come dici te Andrea, sono d'accordo, 1700 euro uno dovrebbe prendere. Ma il fatto è chi li piglia questi soldi qui, a quello è casino. Insigne 40 euro il calcio Netflix. Ma vai, mamma mia, vicino al 2-0, vai giù Fabiano, mamma mia, bello il passaggio di Di Lorenzo. Fabiano, mamma mia, palo. Fabiano è un mostro, è forte. Ma guarda lì, non lo vede nemmeno Silvestri. Che cazzo di palo. Perfetto. Grande là, palo. Fuori Fabiano sono sempre un'opzione per il Napoli, ci ha segnato quest'anno contro il Genoa, pallone primo palo di Sala, prolunga. Non ci può dare Rahmani, lo sforzo poi di Fabiano sul fallo duellare con il nazionale. Fabiano in quanto al pallone, aggrappandosi a Deulofeu. Fabiano che ha dato un po' davvero vicinissimo al suo terzo doppio. Ma pure un palo, Rino, pure un palo. Bellissimo. In teoria potrebbe arrivare al punto meno, no? Al tiro rispetto a quando gioca un po' più avanzato la mezzala. È stato davvero molto
molto pericoloso da distanza lo spagnolo. Wallace. Beccao. Molina, partito a slam, il fuorigioco dell'Ofeo, Molina che palla, dito da Insigne, adesso Beccao. Politek. Samir. Pereira. Osimhen controlla che si alza, però la bandierina è fuori gioco, Victor Osimhen. La partita completamente favorevole al Napoli adesso. Ha avuto un po' di difficoltà all'inizio, ma in questo momento è salita di 20 metri con la squadra, vedi, non riesce più l'Udinese a avere un po' di palla al piede. Io l'abbonamento non ce l'ho, ok, allora niente. Mamma mia, il portiere non si è mosso nemmeno. Infatti Silvestri non l'ha visto nemmeno. Che cazzi l'ha fatto? Ciao Cosci, buonasera. Cosa ne pensi del trasferimento di Neymar al PSG? Neymar al PSG, è da tanto che c'è Neymar al PSG. Di Messi forse dicevi, di Messi dispiace. Seguo Francesco per guardare la partita e divertirmi. Grande Francesi, un grande. Ma chi ha segnato? Osio o Insigne? Oh, dico ne Insigne su qua. Ora vado a vedere un'altra volta. No, hanno dato Osimhen. Hanno dato Osimhen alla fine. Assist Insigne. Allora vado a riaggiornare il risultato. Vado a riaggiornare il gol segnato per Osimhen. Aver preso la palla, ma l'intervento comunque dietro le spalle di Insigne c'è stato. Allora, vediamo un po' di... sei in ritardo, Rino. Insigne, Andrea. No, hanno modificato, Rino. Hanno messo Osimhen, perché comunque quando ha fatto il pallonetto Insigne, il pallone era ancora sulla linea e Osimhen l'ha spinto dentro. Che hanno dato a Osimhen. Jenny, buonasera. Forza Napoli, buonasera. Godo e gol. Grande Jenny, godiamo insieme. Mi sembrava, infatti, l'hanno dato a Osimhen. Qui scrivono Osimhen, infatti. Sium come il pronostico. Cosa ne pensi della Salernitana? Ti sta simpatica come società e tifosi? Allora, a me la Salernitana, comunque una squadra del sud, non la odio, voglio comunque che faccia bene, che si salvi, no? Poi è ovvio, ci sono i tifosi, quelli, ma quella tutte le tifose. Ma attenzione, vai! 2-0! Rachmani, 2-0. Sì! 2-0 a famoso. Infatti l'avevo detto prima. E scrivi il gol perché non lo posso vedere. Mamma mia, cross in mezzo. Ora lo rifanno vedere perché un po' me lo... Allora, Insigne, Fabian Ruiz, Koulibaly, Rachmani, 2 difensori. Assist di Koulibaly per Rachmani. Ma tutto nasce da Insigne. Fabian Ruiz, pallone per Koulibaly. Mamma mia. Questo è capolavoro, azione capolavoro. Punizione, mamma mia, studiata dal Napoli. 3 tocchi e gol. Da squadra. Questo è un Napoli grande, una grande squadra. Guarda, siamo una grande, che quando siamo bello, mamma, siamo usciti pazzi. Va famoso. Sì, così, vai Napoli. Può essere mai improvvisata una soluzione del genere. Grande Napoli. Una delle migliori difese in assoluto per difendere su punizioni e corner, e allora forse proprio per questo Spalletti e il suo staff hanno disegnato qualche soluzione alternativa per aggirare i saltatori di questa squadra. Mani che l'anno scorso qui Vai. il porta del gol dell'Udinese.
la cosa giusta nella porta giusta. Maria, mamma mia che azione, ma siamo troppo belli, camma combinata, 3 passaggi in porta, Insigne batte la punizione, Fabio Ruiz la allarga, vede Koulibaly sulla sinistra, Koulibaly in mezzo per Rachmani, mamma mia, che cazzo di gol, tutto studiato, infatti Rini, tutto studiato, a memoria, tutto a memoria. Andrea qui c'è tutto Spalletti, ci ha trasformato, mamma mia, che belli siamo, che belli. È troppo presto per dire che siamo capolista. Sì, quello sì. Però intanto godiamoci il momento, Cosci. Godiamoci il momento, amico mio. E intanto siamo lì. Gattuso non giocava così. Beh, Gattuso giocava anche il suo gioco bene, ma ovviamente Spalletti ha l'esperienza in più. Quello vuol dire, ragazzi. Taggia di Tardano no poco. Ah, non ti preoccupare, Rino, capisco. Il gioco per Samir. Promotore centrale Stigen Larsen ad aprire la corsia per Deulofeu. Pereira. Andiamo Napoli. Segna per noi, colpia la rete. Ancora Aslan, adesso Beccaro. Buonasera Savino, come sta? Grande, il calcio più bello lo fa il Napoli, grazie Savi, grazie, ma anche il Milan, diciamo le cose come stanno, anche il Milan, non solo il Napoli. Il Milan e il Napoli sono le squadre più belle della Serie A in questo momento. Giocano il miglior calcio e meritano anche di stare in quelle posizioni. Savi. Il Milan ha fatto una grande partita ieri a Torino. A parte il primo tempo che la Juve ha giocato meglio, secondo me, però il Milan alla fine, tutto sommato, quello che ha fatto fra primo e secondo tempo avrebbe meritato anche qualcosina in più. Però diciamo il risultato, il pareggio ci sta, ma il Milan poteva meritare qualcosa in più. No, nel senso che mi spoileri i gol, ha già capito lì. E che già fa? Io devo esultare se segno un Napoli, che già fa? È normale. Ammasci pazzi. Dobbiamo uscire pazzi. Ale, oh, sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lascerò. Ale, oh. Sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lascerò. No, nel senso, una volta. Sky va una ventina di secondi avanti, è normale. Da zona è arretrato, sta proprio a drete, è ritardato. Molto bravo tecnicamente, portato lontano dall'area di rigore, il difensore del Napoli comunque mette il fisico. Ale, oh, sono pazzo di te, innamorato di te e mai ti lasci. Questa tra l'altro c'è Samir, Stigen Larsen contro Di Lorenzo. Inizia per il Napoli, un campo molto attento ovviamente con quello dei particolari anche delle posizioni in campo. Poi c'è uno Spalletti, adesso richiamo Elmas che ogni tanto si allontana troppo da Fabio Ruiz in fase di copertura del Napoli, faccene un altro a Studinese. Mamma mia che Napoli, quanti si va bene, quanti si va bene. per Mario Ruiz. Il palo di Fabian fermare Napoli. Tantissimo nel corso di questo primo tempo. Vai Anghissà, bella per il Massa. Vai Fabiano, allarga. Bravo, vai Giovanni. Bello, comunque tutto azzurro di completo, tutto azzurro, maglia azzurra e pantaloncino azzurro, è bello.
Sì, ma proprio lui, sì. Ah. Ecco qui, il nostro Skytech. Che marca di acqua bevi? Sponsor ufficiale SSC Napoli. Sapere? Sarebbe finito in rete determinante. Ecco. Questa immagine si vede l'intervento di Osimhen, non solo perché Faccio pure lo sponsorizzo pure. Peccato però che non mi paga, capito? Peccato che non mi dà nemmeno un soldo, ma nemmeno una lira, nemmeno un euro. Mamma mia. Molto rapida del genere, lo scorso Modenese ha segnato a sorpresa la Juventus qui alla Dacia Arena, cercando proprio il taglio dell'Udino, cosa che fa evidentemente la squadra di blocchi, è distratta, o comunque aveva più uomini nella zona del pallone, compreso Koulibaly che era fuori dalla sua posizione. Tu Rubinetto è grande lì. Ah, tiene la cosa, come si chiama? La caraffa, che ti? La caraffa, ti. Vero tifoso sia del Napoli che anche della nazionale, ovviamente. Vai chissà, vai. Vai, grande, allargala qui. Mamma mia, centrale no, c'era da solo Insigne, c'era. Mamma mia, c'era un'autostrada per Insigne, era da solo. Io per risparmiare bevo quella del fiume. Grande cosa. Mamma mia, quella era più. Quella è buona. Quella è bella zuccosa. È piena di vitamine, cosci quella lì. Il casatore. Forse parlo di eccellenza, ma l'utilità della gestione del pallone, quella mamma mia, molto buona. 90 secondi al 45esimo, mi anticipa Davide Bocca del coordinamento che ci sarà un minuto di recupero. Io quella pure, quella è peggio ancora. Ma non mamma è uscito pazzo. Anche questo rilancio di Ospina è stato fatto. Mamma mia, ma Bruno per 2 contro 2, Politano e Osimhen contro 2 soli difensori del Udinese. Insigne, rasa terra per il movimento di Politano. Viene spesso a tagliare il giocatore sul lato di Insigne, questa volta per anticipando il movimento delle fuori gioco. Ecco qui, appena oltre Matteo Politano. Faccio prima. Questo inizio di stagione Spalletti già aveva allenato la sua esperienza. Ricordiamo che veramente ha avuto Lozano sinora a mezzo servizio, ancora reduce infortunio, tutto poi con la faccia subito in estate con la sua nazionale con il Messico. Inizia dunque il recupero la Dacia Arena. Vai al masso, va. Fabiano. Mario Rui. La formazione di Spalletti, Rachmani. Di Lorenzo. Fabiano. La palla per Elmas. Anche Mario Rui ad accompagnare l'azione con Insigne che si accende. Mario Rui. Insigne, Mario Rui ancora grande indietro. Fabiano. Anche sa, Fabiano. Poi questa partita ha avuto un padrone che è Napoli, sta veramente dominando. Politano. Proprio a spezzare la metà perché l'Udinese ha perso Fabiano, grande. molta sicurezza anche forse di movimenti no, in campo dopo l'1-2 del Napoli in mezzo anche Paolo Mano Koulibaly. la squadra di Spalletti si chiude Grande primo tempo. Siamo forti, aiuto, siamo mossi. Io certe volte ma è addirittura un po' state esagerando, ma giusto. Come un gatto intergiziale, ritorno a Coccia di Morto. Coccia di Morto, si dice. Al cinema. Un gran primo tempo
tempo del Napoli in crescita dopo un inizio anche complicato da un ottimo avvio dell'Udinese e poi l'1-2 fa tornare Napoli a situazione di comfort a fatto campo con Massimo Torrini e Fabio Ruiz. Sì, Fabiana, veramente un grande primo tempo, ma soprattutto una grande capacità di leggere i momenti difficili, perché l'Udinese aveva cominciato bene, poi siete venuti fuori con la distanza. Sì, sappiamo che è una partita difficile, che loro nel suo campo sono forti. Fabian, si stai facendo una grande partita, Fabian. Dan calcio, sta giocando a mostra. Facendo una gran primera parte, dobbiamo adesso uscire al secondo tempo uguale perché ancora non è finita. Sì, ci ho provato, ma non è tanto. Speriamo che il secondo tempo, su un'altra occasione, posso fare gol. Grazie. Le parole di Fabio Ruiz che ha parlato di Gran Premio. Ma quando siamo mostre, guagliù, ma quando siamo belli. Ma quando siamo mostre, guagliù, ma quando siamo belli. Mamma mia, che gol il secondo, cazzone, mamma mia. Ma pure il primo bello, Insigne a pallonetto, ma c'è Osimhen in agguato che la spinge nel nostro panterone. Osigol. Sempre il campo Conti, Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. We don't need too much to live. We don't need to share stories or make art or flex bits. We don't need to stare into space. And expand our minds. We don't need to make love or make music or make time. You don't need to drive. Cooper Formentori. Drive Another Way. Scoprila anche nella nuova gamma ibrida. Allora, ci vediamo per il secondo tempo. Vai, dov'è Cuparino al secondo tempo? L'acqua farrugine del vino, Francesco dice. Io certe volte posso, voglio un basso, un sacco. Andrea Napoli, ci devi crederci. Stiamo facendo una grande partita. Cosci, per quanto tempo? La Coppa sei tu. Ciao Jan, ciao cara, tutto bene? Andrea, metto in carica il cell per il secondo tempo, anche la batteria mi sta abbandonando. Buonanotte. Vieni Andrea, metti sotto carico telefono, il cellulare, resta con Napoli, resta qui. Ci facciamo 4 risate. Vai, un Barcellona perde con Granada. Mamma mia. Veramente. Bisogna saper vincere. Ma che Napoli, voglio che Napoli. La russa cosa. Ciao, come sei mancato? Non hai durato solo al cinema. You're not the fastest route. Ma uno va a giocare, cacchio si fa? Sì, non lo so. Ragazzi, ci siamo. Ma come si gira la telecamera con queste cose? Canaggi, ma lo so. Ecco qua. Ciao a tutti ragazzi, siamo in diretta pure su Facebook per 2 parole sul Napoli, grande primo tempo del nostro Napoli, mamma mia, il secondo gol a memoria, 3 passaggi
e arriviamo in porta e facciamo il gol con Rachmani. Ma che giocata di Insigne che pesca Fabio Aruz, lo stesso Fabio Aruz per Koulibaly che era libero e Koulibaly in mezzo per Rachmani che la deve solo appoggiare. Troppo belli, sto Napoli è troppo bello, ragazzi, siamo troppo belli, siamo un bacio, ma come cambio. Spalletti ci ha dato un'identità a sta squadra. Abbiamo iniziato a vedere il Napoli, un po' il Napoli di Sarri, se vogliamo. Poi con quell'Anguissa a centrocampo che ci dà più motivazione, che ci dà più forza al centrocampo, che dà più Fabio Ruiz, con Anguissa totalmente ritornato a essere Fabio Ruiz. Che giocatore abbiamo visto, ragazzi. Ha preso un palo, ha fatto l'assist, cioè ha allargato il gioco per Koulibaly per poi arrivare al secondo gol. Insigne che è andato alla conclusione più di una volta, è andato vicino al gol, ma c'è Osimhen che l'ha appoggiata dentro. Cioè siamo stati bellissimi, a parte i primi 2-3 minuti che abbiamo concesso qualche tiro all'Udinese, come sempre. Poi noi buonanotte, ci riscaldiamo, andiamo di giri, piano piano noi cominciamo, poi ci cominciamo a scaldare, siamo un motore in movimento, siamo fortissimi, siamo forti, no? Siamo forti e stasera lo stiamo dimostrando ancora di più, meritiamo quella classifica, meritiamo di essere a 12 punti, non è ancora finita, siamo sul 2-0, ma certamente giocando così, ragazzi, già ci rinisciamo stasera, la portiamo a casa, se continuiamo così la portiamo a casa, sono fiducioso, ormai penso di portarla a casa, ragazzi. E niente, ci vediamo nel secondo tempo. Comunque bel Napoli, siamo belli, siamo belli. Anche questo, si è visto da fuori Fabio Ruiz, palla sull'interno del palo, si salva l'Udinese, ma è solo rinviato, appuntamento per il raddoppio per il Napoli. Non può far altro che osservare e sperare Silvestri, ma all'interno. Questo invece è lo schema perfetto del 2-0. Fabiano Koulibaly rimane a terra, schiavata Silvestri e Rachmani con la porta spalancata mette dentro il suo secondo gol inserito. Mani che è stato bravo, l'abbiamo apprezzato da questa inquadratura anche a non finire in fuorigioco, perché oltre Koulibaly all'inizio fa questo mezzo passettino indietro che mi permette di rimanere. Allora Andrea dice: metto in carica Cello, già l'avevo letto, Lanzilli sparando i botti dal balcone, proprio cresciuto pazzo. Perché non ti chiami Napoli l'88? Numero molto più bello, se capisci che intendo. 88 Goga Miller, forse intendi. 87 per la data di nascita, e poi l'87 è un bel numero, abbiamo vinto lo scudetto nell'87. Andrea dice: ho visto un italiano vincere i 100 metri alle Olimpiadi, nulla è impossibile nella vita. Dai Napoli. Bella, ciao Vince, buonasera, forza Napoli. Lasciate like, mi raccomando, ragazzi. 7 giorni su 7. Exclusive, tutto in una carta. Perché ti sei fermato? Come facevi a saperlo? Io guardo avanti, per questo ho scelto Universal. Sono i numeri uno nell'assicurazione danni e nell'innovazione. Come la polizza auto Comunico 6, il dispositivo che ti connette di velocità centrale di sistema e quando serve attiva automaticamente soccorsi sanitari e stradali. Passaggi, arriviamo in porta e facciamo il gol. Ma che giocata di Insigne che pesca proprio lo stesso Fabio Aruz per Koulibaly che era libero e Koulibaly in mezzo per Rachmani che la deve solo appoggiare. Troppo bello, è troppo bello, ragazzi, siamo troppo belli, siamo un bacio. Spalletti ci ha dato un'identità a sta squadra, abbiamo iniziato a vedere il Napoli di Sarri, se vogliamo, poi con quella missaggia che ci dà più motivazione, che ci dà più forza, con Anguissetto talmente ritornato a essere Fabio Ruiz. Che giocatore abbiamo visto, ragazzi, ha preso un palo, ha fatto l'assist, cioè ha allargato il gioco per Koulibaly per poi arrivare al secondo gol. Gabi, buonasera, forza Napoli, sempre forza Napoli, dai che stiamo andando bene, stiamo vincendo 2-0 e secondo me vinciamo, ragazzi, vinciamo. Mariano dice: Andrea, anche ieri sera l'Italia di pallavolo ha vinto contro la Slovenia per 3-2.
stasera stiamo dimostrando ancora Argentina è una meritiamo quella classifica, voglio dire meritiamo di veramente essere al 10. Non è ancora finita, siamo sul 2-0, ma certamente giocando così ragazzi ci riuscirà stasera. Napoli andiamo a casa, continuiamo così, Napoli andiamo a casa. Due pezzi importanti a casa ragazzi. E niente, ci vediamo nel secondo tempo, ben Napoli, siamo bene. Massimo due stacchi, 3, 4, telecomandare. Ma si gira le gambe, Lasciati passarci non dalle so. prime. Verso la fascia. Vieni pronto a scalare. Bravo. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti Concentrare. Io do sempre il massimo. ragazzi, siamo in diretta pure su Facebook. Le tue parole sul Napoli, grande primo tempo del nostro Napoli, mamma mia, il secondo con la memoria, 3 passaggi e arriviamo in porta e facciamo il gol con Rackman, ma che giocata di Insigne, che pesca Fabio Ruiz, lo stesso Fabio Ruiz, per ogni giorno e in ogni momento. Per tutte le curiosità, le notizie, gli approfondimenti. Io ho visto 4-7 dell'Italia-Slovenia, è stato emozionante. Mai con buon Napoli, vero? Ho avuto l'ansia fino alla fine. Entra in campo con team. Lega Serie A e team presentano la Serie A team. Bentornati in diretta dalla Dacia Arena. Dopo il secondo tempo di Udinese Napoli si riparte dalla che la libera in mezzo per Rackman che la deve solo 8 giorni. Troppo bello questo Napoli. Cambio subito di Goppi che ha trovato dalla panchina sui 6 totali a giocatori. Siamo troppo belli, si fa un bacio. Si è messo in mostra per la partita contro lo Spezia. Spalletti ci ha dato l'identità. Le mezze ali, secondo te c'è qualcosa che può fare Goppi per interrompere, no? Il dominio del Napoli che è stato evidente, come dicevamo da un certo punto. Può fare tanto, ma Kengo per esempio è un giocatore che ha impiegato spesso per cambiare un po' ritmo, passo al centrocampo, anche al posto di Wallace quando ha avuto bisogno di accelerare un po' il ritmo. Oppure le soluzioni che dicevi te, ha comunque talento davanti, ha un centravanti forte fisicamente come vedo che può essere un'alternativa a 2 punti che all'inizio sembravano mettere in grande difficoltà una difesa come quella del Napoli, no? Che comunque è strutturata fisicamente ma non di grande rapidità. In realtà da un certo punto in poi né Fussetto né Deulofeu hanno avuto più chance contro Koulibaly e Rackman. Anche perché forse un attacco leggero al piano A, adesso sembra il piano B. Vediamo cosa Skytech nella posizione, no, del centrocampista, Fabiano e Ghissà soprattutto. Sì, Fabiano in questo caso è più avanti rispetto agli altri due perché è stato chiamato fuori dal pressing, in realtà spesso ha fatto il vertice basso, ma credo che si è visto sempre una grande organizzazione dei 3 centrocampisti, mai uno con movimento se gli altri 2 lo seguono e viceversa, e questo ha permesso a Napoli di prendere il campo durante questo primo tempo. Veramente gli ultimi 20 minuti ha dominato la partita. Non succede spesso, ma quando succede, quando la passione incontra il talento, quando l'esperienza incontra l'innovazione, quando tutto questo si unisce, il progresso prende vita. E non abbiamo mai avuto così tanto bisogno del progresso, vero? Skytech, il secondo gol del Napoli, lo schema perfetto da calcio di punizione. Schema stupendo, portata dentro la linea difensiva, per lui viene fuori, dosa la palla su Koulibaly, 2 giocatori, poi dopo il passaggio è vero, I 2 difensori, i 2 difensori, Koulibaly per Rackman, qua Napoli, Odina 0, Napoli 2, vamos, bim bum bom. Che ha sfiorato il gol con il sinistro da fuori, l'Udinese che sembra la stessa del primo tempo come il Napoli, infatti non ci sono cambi rispetto al primo tempo. Quindi oggi è la quarta giornata, ma domani inizia già il
turno infrasettimanale. Infrasettimanale che vedranno due squadre in campo oggi, impegnate giovedì, per avere qualche giorno di riposo. Udinese giocherà a Roma contro la Roma di Mourinho. Napoli tra Genova per la seconda volta questo campionato, ha giocato la seconda contro il Genoa vincendo con lo scadere con il di Catania, hanno giocato contro la Sampdoria. Tutto pronto, il fischio di Manganiello per riprendere il secondo tempo, nessuno ha vinto nella prima frazione. Mi ricordo questi giorni anche il torneo di mezzo di tennis sui nostri canali, iniziata una settimana che ci porterà poi alle TP Finals di Torino, iniziato il secondo tempo di Udinese Napoli, l'Udinese con Silvestri in porta, Beccao, Luiting e Samir sui tre di difesa, Molina e Striga Lanza sugli esterni a centrocampo, in mezzo giocano Aslan, Wallace e Di Pereira, davanti Deulofeu. Da qua poi per Silvestri che deve andare lungo, cercare il Pussetto, è fuori gioco, la presa Koulibaly, Napoli alla spina in porta. Koulibaly e Mario Rui in difesa, Fabiano con Anghissà e Elmas a centrocampo, Politano, Osimhen, Insigne da 3D. Politano, giocata classica che abbiamo visto in tutte le occasioni anche nel primo tempo, lo Stefano che cerca subito di prima intenzione per Osimhen, con reazione di Luiting. Guardiamo invertiti, Insigne destra-sinistra e Politano sinistra-destra, viene anche più facile, no? La palla che gli arriva dalla zona centrale del campo, con il piede forte, hanno questo lancio dietro la linea difensiva. Mario Rui, Fabian rischia l'attacco di Wallace, brasiliano spesso sale proprio ad attaccare Fabiano, ma hanno sottolineato come nei primi 20 minuti Gotti avesse trovato anche modo di complicare l'iniziazione del Napoli con le uscite e pressing, poi piano piano Napoli ha capito come saltare, lui lo fa benissimo Elmas, che però come sul fallo Una trattenuta su Aslan, abbastanza netta. Fabian Ruiz insieme a Barella è il centrocampista più forte della Serie A. Non capisco perché viene criticato il più delle volte. Sì, ha giocato un po' male nelle ultime partite, cioè non nelle ultime sta giocando bene, ma prima inizialmente giocava male, per quello veniva criticato, ma ora non gli si può dire niente. Da quando c'è Anghissà è totalmente il Fabian Ruiz che volevamo, è il giocatore che abbiamo visto quando acquistò il Napoli inizialmente. È ritrovato, un Fabian Ruiz ritrovato e motivato. sul tentativo di Insigne, adesso Koulibaly, Pussetto con tasto, Koulibaly tutto buono, Anghissà, troppo difficile. Ora sarà difficile anche per Demme trovarsi un posto da titolare, vedendo Fabio Ruzzi e Anghissà che stanno giocando così, sarà difficile anche per lui, ragazzi. Perché poi al posto di Albassi c'è Zelinski, capito? Almeno che poi non gioca con i due mediani. Ora sta giocando quel 4-3-3, ma anche con i due mediani c'è Anghissà e Fabian, hanno giocato loro, capito? In assenza di Demme. Non sarà facile riprendersi il posto per Demme. Ma vai, Elmas, ripartenza. Politano, Di Lorenzo si propone, c'è Samir, è nostra, fase offensiva. Di Lorenzo sta dicendo, Politano, aspetta un attimo, dammi una battuta dopo, dammi il tempo di andare oltre con la sovrapposizione. Grande Rachmani, Anghissà, Di Lorenzo, bella Anghissà, bello, Osimhen, messa da fondo per l'Udinese. Una reattività quando nel primo passo straordinaria. Però ci è andato un po' col tacco sul pallone. Sì, ha preso il pallone, però ci è andato un po' forte.
peggio quelli che il castello dell'Ester. Davvero un pareggio prezioso per il Napoli per iniziare la campagna europea. Il prossimo avversario Spartak Mosca, la seconda giornata. Che sai. Sì, quello certo. Inter ha sempre fatto gol assurdi, ha pure fisico, tiene palle, giovane nazionale spagnolo, Zidane. Ma quale Demme, per piacere? Zelinski ok, Zelinski è fortissimo, Zelinski è ancora più forte di Fabian, secondo me, c'è paragone. Cioè non è che non c'è paragone, Fabian è forte, ma Zelinski è il giocatore con più qualità che ha il Napoli a centrocampo, ovviamente. Poi può giocare anche alle tre quarti, abbiamo visto che anche il trequartista sa fare tanto. Perché Rino l'altra volta non mi vede, Rino, io non so. Ciao Candy. Sì, certo, è bravissima persona. Cosci, chi nel picco della propria carriera secondo te era più forte, Snyder o dai, che cazzata è? Dai, non c'è Snyder o Maccaroni. Sa alternare gioco corto, gioco lungo, arriva al tiro con pericolosità. Chissà che lui pensa al tiro, Mario Rui con il destro in area. Vai là, palla. È vero Candy, non so perché, ma non riuscivo a vederti. Dem è un guerriero, ma questo Anguilla sta a cavallo, capito? Con Anguilla, cioè, abbiamo un bel centrocampo, ragazzi, abbiamo un bel centrocampo, meno male abbiamo i sostituti, abbiamo una bella squadra. Per me siete molto forti, ma molto, ce la giochiamo con voi per lo scudetto, c'è anche il Milan, attenzione. Poi spero di sì, spero di esserci pure noi, però. Vai Fabian! Mamma mia! Calidou, che cazzo di gol! Mamma mia! Fabian, mamma mia! Ma guarda, mamma roga! Siamo usciti male, mamma. Siamo usciti male, mamma. Maruna, mamma, lo spallettone. Mamma, roga. Mamma, Koulibaly. Ma io sono rimasto sull'1-0. Sono rimasto sull'1-0, sono poco ambiato. Sto poco ambiato, non ho aggiornato i risultati. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Allora, fammi aggiornare tutto. Rachmani. È Koulibaly. Scappatassi e gol. Sì, ma un mostro, frazzimo mostro. Sorpresa completamente la difesa, dico non particolarmente reattiva, leggere più velocemente la disposizione dopo. Ancora Koulibaly, mo fu capannoniere. Immaginate che la Juve è pure con l'Udinese. Ci vede bene in bianco e nero Koulibaly. Vede bene in bianco e nero. Mamma mia, quando si va bello. O si mette Rachmani e Koulibaly. Mamma, sto godendo. Mamma, sciuto pazzo. 3-0, chi ha segnato? Koulibaly. KK. Godo, gol. Fammi. Oggi lo stiamo vedendo lo stile del Napoli, la qualità, anche la preparazione del suo allenatore nelle altre partite emerse, anche il carattere. Mamma mia, ma è uscito pazzo. Sempre attraverso l'organizzazione, no? L'Eister, la squadra è cresciuta pian piano, non è che ha trovato i gol in maniera, come dire, improvvisa, si li è costruiti col gioco,
prendendo campo. Con Venezia, non dimentichiamo, è rimasta in 10 dopo 20 minuti, dovuto giocare in inferiorità numerica per tanto tempo, e comunque è stata capace in 10 minuti 11 di fare la partita e di vincere meritatamente. Anche con c'erano stati momenti di grossa difficoltà, la Juventus sul gol che regalato, no, per nulla, da una di Mavazza, una reazione notevole, anche con i cambi di Spalletti oggi invece stanno facendo in pieno il loro dovere di 11 titolari. Un USKK. Adesso provano a scorrere anche il pallone all'Udinese, non è assolutamente scontato, perché qui è una squadra in salute, organizzata come l'Udinese, giocare questo tipo di partita. Abbiamo iniziato a vedere quel Napoli di Fano, poi con quella messa a centrocampo che ci dà più motivazione, che ci dà più forza, che dà più po' Fabio Ruiz, con Anguissetto talmente ritornato a essere Fabio Ruiz, che gioca C'è spazio per Elmas che controlla, ha fatto l'assist, ci ha allargato il gioco per prima. Di Lorenzo. Politano si accentra, rientra ancora sul piede forte, Politano si è cavallo per calciare, lo fa sapere. KK quando vedo un bianco e nero fa male. Franci, comunque troppo bella la foto che hai messo di Koulibaly che diceva opla, Buffon al 90esimo e scende. Bellissima quella è troppo bella. Sirino KK è un fenomeno. Quella è troppo bella, Franci, dicevo, quella va tenuta, va restata lì. Sarò con te. Si allontana, Mario Rui, Insigne, Gozio. Vai, pure punizione, ora pure Mario Rui segnaci, ma tutta la difesa, poi segni pure di là. Tutta la difesa. Vai Marietto su punizione, facci un gol. Mo pure Mario Rui. Attenzione, ciao Destrox, ora ti leggo, fammi resta punizione. C'è Insigne e Mario Rui sul pallone, ma secondo me tira Mario Rui per come si è messo col sinistro, tira Mario Rui secondo me. Mamma mia, barriera, va bene, ma però una bella punizione. Ciao Destrox, sono arrivato tardi ma ci sono, grande Destrox, grande. A me piace molto anche come si è inserita Anguissa nella squadra, sì, molto bene, infatti, ma io non lo so se Demmer riuscirà a prendersi il posto, perché Anguissa si è inserito in nulla nel Napoli, ha giocato 3 partite su 4, perché la prima non l'ha giocata, no, anzi ha giocato con la Juve, la prima con la Juve ha giocato, sono 2 partite che gioca, più l'Europa League, è già praticamente già è un grande, già gioca da titolare, già è ammovibile, non lo muovi, capito? Solo a me si è bloccato, a te vabbè, vabbè, non ci vuoi vedere, grazie per i fiumi. Capito, Rino? Con Anguissa e Fabian sembra il centrocampo perfetto del Napoli, no? I 2 centrocampisti perfetti, quelli che ci vuole, quello che fa giostrare, quello che sa girare il Napoli e Fabian, e Anguissa fisicamente prende il pallone, recupera, la dà a Fabian, cioè perfetti insieme, perfetti. Perché comunque Anguissa c'ha la velocità anche per andare a recuperare i palloni. E poi fa giocare a Fabio Ruiz, la scaricata su Fabio Ruiz e Fabio Ruiz gioca. Mamma mia, Navalo. Vai Anguissa. Mamma mia, si rumosi. Osimhen, vai, magnati. Può farlo. Grande Napoli. Ora possiamo fare solo altri gol, perché non penso che l'Udinese, che ha fatto 0 tiri in porta, fa gol. Infatti, esatto. Ci stiamo mangiando, stiamo schiattando la capo. Destrox, Anguissa è la versione super di Bakayoko, il centrocampista perfetto, la ciliegina sulla torta. Se Dela avesse preso un terzino sinistro degno di nota, il Napoli sarebbe super. Sono d'accordo, mamma mia. Ci è mancato il terzino, sì.
che ora ci tocca giocare sempre con Mario Lui. Sì, per noi cronaca segnaliamo che l'entusiasmo dei tantissimi, le migliaia di tifosi del Napoli che giustamente esultano per il 3-0 ha risposto la curva dell'Udinese con quei tori che chiamano la cosiddetta discriminazione territoriale che non volevamo sentire. Una bella sera per noi. Assolutamente no. Via la rete. Vediamo se arriva un altro schema con l'occasione del gol del 2-0. Insigne. Insigne. Mamma mia, vicino a 4-0 Insigne. Mamma mia che punizione di Lorenzo. Ma comunque visti tanti impegni troveranno posto anche Demme e Lobotka, quello sicuro, Rino. Poi abbiamo anche Zelischi, non ti dimentica Zelischi. Sorpresa anche qui. È il Mas pure, perché può giocare anche benissimo a centrocampo il Mas. Stasera a centrocampo stiamo giocando proprio con El Mas, con Anghissà e cose, El Mas, Anghissà e Fabiano. Mancano Lobotka, manca Zelischi e manca Demme. Praticamente, ragazzi, abbiamo un centrocampo non male, abbiamo fuori Zelischi, Lobotka e Demme. Mica male. Esatto, Destrox. Ma su Grimaldo verrà mai a Napoli, ma mi piacerebbe, guarda. A gennaio, se si piglia il terzino, a gennaio, vediamo dove siamo in classifica e speriamo che faccia lo sforzo per portarsi il suo terzino sinistro, sta buonanima. Un anno fa ci serviva anche il terzino destro, sì. Bloccato. 0-3 faccio tu cazzo. Ma Zelischi lo vedo più come sottopunto. Trequartista, dici. Anche sa! Mamma mia, vicino al 4-0. Miracolo di Silvestri, grande parata su Anghissà. Destrox dice: a tal proposito, oggi in una serata di gala più gamer hanno conosciuto diverse persone dello spettacolo, tra i quali c'era Augello della Samba. Ti piacerebbe? Ha dimostrato di essere molto forte, un bel giocatorino, sì, ma no, da Napoli non è. Lobotka lo buttiamo io voglio solo Anguilla. Anguillone è forte. Lobotka è proprio l'ultima scelta. È l'ultima scelta proprio Lobotka. Anguissa è più forte. Dove va Lobotka? Dai. Anguissa è meglio. Ma la gamba. Il Udinese ci ha effettuato, dunque cambieremo la prossima interruzione. Aslan si è ripreso al colpo subito come fa. Wallace, Beccao. Pereira, Cossetto davanti. Ragazzi, like, iscrizione al canale, condividete la live, mi raccomando, che è importantissima per Napoli, fatelo per me e per il nostro Napoli, che saranno 3 palloni, tre palloni, ancora non è finita, può darsi anche il quarto o il quinto, una manita sarebbe bello. Poi Pereira ed entra anche Bro, che dunque fa la mezzana a sinistra e fuori Deulofeu deve lasciare il campo, testa bassa. Vabbè, non importa, Andrea, lasciali fa. Però Lobotka quest'anno sembrava partito col piede giusto, peccato per l'infortunio. Quello certamente, Rino, può essere comunque un'alternativa in più, quello sì. Però non il titolare, Rino, non il titolare, perché
prima di lui onestamente al fianco di Fabian c'è Anghissà o Dem, cioè, capito? Girano questi tre per me per primi. Poi c'è Zelinski che se lo vuoi mettere anche lui a tre, Zelinski deve giocare sempre, anche lui per me. Io Anghissà, Fabian e Zelinski per me ci troviamo perfetto. Poi c'è Dem, prima di Lobotka e del Mas, se giochi a tre, capito? Seguito da Molina che si è riso in quel fraseggio. Gli udinesi stanno piano ammazzate. Ma hanno messo dislike gli udinesi, lasciali sta. Napoli non stava come dire, ridendo nessuno, era un modo per venire fuori, la superiorità numerica sfruttata bene, data da Elmas che si avvicina immediatamente a Mario Rui Insigne su quella fascia per completare il piano, no? Stracoscia mi fa male. Stracoscia mi fa male. Bubu, Gugu, Nabu ci sai pensi delle critiche di Peppone verso Osimhen? Cosa pensi delle critiche di Peppone verso Osimhen? Secondo me sono ingiuste, però appena segna Petagna dice godo lavanda per carità. Dai, che vuoi mettere Petagna con Osimhen? Dai, secondo me non sono d'accordo. Osimhen 10.000 volte Petagna. Osimhen è Osimhen, ragazzi. Ha una velocità, ha un gioco, cioè anche con la squadra, cioè Petagna è bravo, sì, però non è Osimhen, ragazzi, non è Osimhen. Osimhen, la velocità che ha, come si trova con i compagni, è tutta un'altra cosa, dai. Meglio Osimhen 3.000 volte, non c'è paragone. Non c'è paragone proprio. Cioè, poi prima di Petagna metterei Mertens se ce l'ho a disposizione, con tutto rispetto. Metta Mertens. Petagna è la terza scelta. È la terza scelta. Primo Osimhen, poi viene Mertens e poi Petagna. Che trovata che avviene solo in velocità, se non stai bene fisicamente non la pensi neanche una giocata così, no? La controlli e ti appoggi sul aspetti che la squadra venga a sostegno. Non è stato bene fisicamente l'anno scorso, per fortuna la spalla, Covid, un altro Osimhen che può sfruttare l'anno. Non ci lasceremo ma una vita insieme a te di domenica alle 3. Io non riesco a stare su senza te. Quando un giorno voglio dalla su ti guardano quanti cori a funerale. Vai Osimhen! Mamma mia Victor, vicino al 4-0 il Napoli al 67esimo. Mamma mia Vittorio. E pone quella azzurra, è uno youtuber napoletano che sta sempre nei canali juventini. È stato tanto tempo, noi ci lasceremo, ma siamo figli del Vesuvio, forse un giorno esploderà. Insigne, è il massimo, Anghissà. Vai Marietto, Insigne, Fabian, vai Mario, è il massimo. Ma di Osimhen non bisogna guardare solo se fa gol, ma tutto il lavoro che fa lì avanti. Infatti, mamma mia, anche Politano si mette a tirare vicino al gol. Sì, fa spallate con tutti quanti, va a recuperare anche i palloni indietro, corre tutta la partita Osimhen, si sacrifica per la squadra, capito? Petagna sta piantato fermo lì, aspetta il pallone, fa sponda con i giocatori, questo fa e si va a posizionare in area. Cioè, l'attaccante a fermo è Petagna. Invece Osimhen gioca di squadra, più di squadra, capito? Va a recuperare i palloni, si propone in attacco, triangola con gli altri giocatori, capito? In velocità fa il gol, cioè, è totalmente un altro giocatore. Gli spazi che crea, la pressione che mette ai difensori, infatti.
Infatti Rino è totalmente un altro giocatore. Che ancora una volta la prende un avversario non impeccabile la prestazione in queste situazioni da parte dei giocatori di gioco. Nel gioco aereo su quale relativa, Koulibaly contro Bussetto, lo cambia l'arrivo per il Napoli per Lorenzo Pressato, riesce a trovare Magnoli, se ne danno Lozano e Zielinski. Sul Manganiello, fa arrabbiare il pubblico della Tacciarena, punito, tentativo, recupero palla di Molina. C'è cambio. Sono d'accordo. 3 grandi attaccanti, sono d'accordo, Bubu. Vedrete le altre squadre fra qualche anno senza attaccante. Vlahovic, altro bel giocatore, grande giocatore Vlahovic, grande giocatore. Eccolo Zielinski, il mio amore Zielinski, il mio Piotr. Eccolo Piotr Zielinski, esce Insigne e entra Zielinski che va a fare l'esterno alto. Lozano prende la posizione che aveva occupato all'inizio partita all'Eister al posto di Politano, l'altro a destra, altro giocatore più vicino. E Lozano al posto di Politano. Ricambi di qualità del nostro Napoli. Ricambi di qualità per il nostro Napoli. Simo Forte, anche i cambi dicono tutto. Tutto il giro sotto i tifosi del Napoli, a scuola della Tacciarena, si è preso ovviamente fuori applausi. Match winner alla Spezia, Samardzic, lui sinistro con un gran bel gol di destro al limite, trequartista che questo contesto tattico prevalentemente credo dovremmo cambiare. È stato alla Spezia e come anche oggi è stato tanto tempo, non ci lasceremo mai, siamo figli del Vesuvio, forse il giorno esploderà, una vita insieme a te, di domenica alle 3, non riesco a stare su senza te, quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quanti cuori a funerali chiederò, è passato tanto tempo, non ci lasceremo mai, siamo figli del Vesuvio, forse un giorno esploderà, una vita insieme a te, di domenica alle 3, non riesco a stare solo senza te, quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò, quanti cori a funerali chiederò. Vedo che Spalletti sostituisce spesso Insigne, fa bene secondo me, lo fa rifiatare, Insigne si spende tanto, sono d'accordissimo. Vai al Mas, fai vedere le tue qualità. Comunque Zielinski si è abbassato nei centrocampisti, va a fare il centrocampista laterale insieme a Anghissà. Allora il Napoli gioca con Zielinski, Fabian, Anghissà. Oppure siamo passati al 4-2-1-3. Può darsi. Sì, con Zielinski trequartista. Siamo passati con Zielinski trequartista. Osimhen con i laterali Politano, Lozano e Del Mas laterali, Osimhen, Zielinski alla tre quarti e poi abbiamo come si chiama? Fabiano e Anghissà in mediana. Siamo passati al 4-2-1-3 al 4-2-1-3 siamo passati. Napo, senti a me, con il Cagliari non bisogna abbassare la guardia, ma non giochiamo con il Cagliari, la prossima giochiamo a Genova con la Sampdoria, ricordatelo, perché ogni volta ce la mettiamo a guardare che Mazzara è stato a fare cose maledette. Sì, 4-2-3-1, bravo lì. Con il 4-2-3-1 Osimhen la punta, dietro abbiamo alla tre quarti Zielinski e poi abbiamo El Mas e Lozano sulle fasce, esterni d'attacco. Ottimo lavoro
Vai Lozano, mamma mia, bello. Vai. Ma grande Osimhen, grande, va bene, grande partita ancora una volta di Victor. Intanto vediamo l'azione del gol di Koulibaly, lo smarcamento di Mario Rui che è completamente libero, come completamente libero rimane Koulibaly che è bravo a staccarsi in anticipo, evidentemente sapeva già che la palla gli sarebbe stata servita in quel modo. 4 km orari per il 12esimo gol in Serie A di Kalidou Koulibaly, 213 partite. Koulibaly si sta avvicinando a 300 partite totali della stagione con la maglia azzurra. Samir Wallace, bella apertura su Molina. Arriva anche Becao che sovrappone adesso Samardzic. Lo so. Ciao Sergio, buonasera, forza Napoli sempre. Da Bari, bellissima Bari. Ci sono stato, è molto bella Bari. Bari Vec, mamma mia, bella. Forza Napoli, Sergio, forza Napoli. Stiamo schiattando la capo, stiamo schiattando la capo Ucraina. Vabbè, io ti ho avvisato per non dire che non te l'avevo detto del Cagliari. Il Cagliari è una bella squadra, sono d'accordo. Qual è la canzone che canti? Siamo figli del Vesuvio? Sì. È passato tanto tempo, non ci lasceremo mai. Siamo figli del Vesuvio. Forse un giorno esploderà una vita insieme a te. Di domenica alle 3 non riesco a stare solo senza te. Quando un giorno morirò, da lassù ti guarderò. Quanti cori al funerale chiederò. È passato tanto tempo. Piero Osimhen, Zelinski è sottopunta. Sì, Zelinski è trequartista. Non si dice trequartista. Abbiamo Zelinski trequartista, Osimhen punta e poi abbiamo come esterni Lozano e Coso ed Elmas. Elmas che è salito perché giocava a centrocampo a 3. Lozano che praticamente ha preso il posto di Politano, Zelinski ha preso il posto di Insigne e si è abbassato si è messo a trequartista. Grande Napoli, e stiamo schiattando la capo, Sergio. Adesso esploderemo il gol. Segna per lui, dai, fanne un altro. Gonfia la rete, segna per lui, dai, fanne un altro. Gonfia la rete, la, segna per lui, dai, fanne un altro. Gonfia la rete. Bianco azzurro il colore del mio cuore, sono nato per sostenere te contro leggi di fine repressione, il mio posto è lì accanto a te, abbandono lavoro e famiglia, la ragazza mi lascia per te, in Italia, in Europa e nel mondo non c'è stadio che non veda me. In Italia, in Europa e nel mondo non c'è stadio che non veda me. È per te, che io canto è per te, ovunque sarai ci sarò, non ti lascerò mai, io lo so, sono pazzo di te, tu lo sai, che io vivo per te, è per te. Basta, se non muore, se no. Kingo prova a conquistare il pallone, Zelinski che ha mosso i primi passi in Italia proprio all'Udinese, perché dopo 20 partite senza mai segnare, poi l'esplosione è arrivata a Empoli, perché l'Udinese dentro al Napoli. La gamba. Contro l'Udinese, non al meglio, si è fatto male contro Venezia, nel di campionato, il titolare è stato troppo brillante anche in Europa League, giovedì ha fallito alcun gol. Chiaro che la crescita fisica di Zelinski un anno in più, abbiamo visto Napoli da ormai quasi, possiamo dire, 4 vittorie, 4 partite senza dello Zelinski, senza altri giocatori importanti come Mertes, come Grazie Bubu. È troppo facile dire che Spalletti avrà bisogno di tutti in questa stagione, no? Cioè al di là del fatto che ora
squadra sembra a posto così, però tutti i giocatori Vai a chissà. devono Bella però Osimhen. sentirsi parte di questo Mamma mia. la crescita che questo Napoli sta Guardi, sì. Mario Rui. Maltino Mario Rui, Silvestri. È citato Bulamo, anche lui disponibile, alternativa a Mario Rui. Sulla fascia sinistra. Adesso va che più, porta a casa la rimessa laterale. Altri cambi. Capitania al posto di Osimhen. Unas 1-0. Unas. Così Lozano ovviamente con sul lato di sinistra con l'ingresso di Unas e di Pedania che prende il posto di Osimhen. C'è da sottolineare proprio grazie a quello che stava raccontando Luca Marchegiani, c'è la partecipazione, il coinvolgimento di Spalletti con i nuovi entrati, che veramente anche con Lozano si sofferma, spiega, stimola, non lo perde mai di vista, quindi anche da questo punto di vista c'è una buona maniacale veramente anche dei rapporti con chi magari in questo momento ha meno spazio ma potrà essere molto più nel futuro. Lo sanno che ha avuto meno spazio soprattutto perché ancora forse non è meglio dopo l'infortunio quest'estate in nazionale. Comunque 9 minuti alla fine, Napoli che prova a ripartire uscendo da dietro con qualche difficoltà. Mario Rui. La bandiera tutta azzurra che rassomiglia il cielo e il mare sta città. Forza Napoli! Ammonito chi è? Ammonito Mario Rui. Lo solito Mario Rui si sembra tu. Maguire o Skriniar? Mamma mia. Ciao amico mio, ciao Joseph, buonasera. Quella di Nino D'Angelo è quella storica, infatti Sergio. Ma ti sono arrivate maglie di quest'anno? No, ancora no, mannaggia miseria. Ciao Joseph, grande. Lo so che è giusto così. Ma l'aspetterò. Forse per la dinamica il cartellino è un po' eccessivo. Primo monito del Napoli, Mario Rui, Pigna Molina si rialza, potete esserci prova, la palla in attiva, prova Prima era fa. a mettere in difficoltà Ospina. Per la prima volta in questa partita la Bolognese non è tirato nello specchio. Ospina un rischio al corso, è stato aggredito da De Roseo all'inizio partita. Però no ragazzi, mannaggia, sto aspettando. Grande Ospina in 2 tempi. Non è alto, no? Per essere un portiere di quest'epoca, però è una lettura delle traiettorie bellissima, esce molto di più rispetto a portieri più strutturati di lui, più alti di lui. Oggi trovo in panchina a disposizione Meret, che è il designato di questa stagione, quando prenderà un posto tra i pali, che Ospina è qualcosa in più di una riserva, un portiere assolutamente affidabile. Elmas nel traffico, circondato del pallone, poi è stato abbastanza rischioso nella zona di backout, perché ci sono 2 giocatori, Lozano e Elmas, a passare il brasiliano. Con la Samp giochiamo in casa? No, giochiamo a Genoa, Sergio. Giochiamo a Genoa. 2 trasferte. Da una parte è buono, lo sai perché? Perché giocando 2 trasferte ora, il ritorno ce le troviamo in casa. Che è meglio. Da una parte è meglio. Fuori. José, è la collezione Maradona, è arrivata alla fine, pure Argentina, Coppa America, tutto compreso, medaglia, maglietale e insigne. A te stai dicendo, José, grande. Lo sai che sono tifoso del Napoli come seconda squadra, ma il giorno tifo per il mio... Vai! Mamma mia, pure Ciuchi Lozano! 4-0, poker! Tira a giro Lozano. Mamma mia, me lo tira a giro Lozano. Ha segnato con il numero 11 Irving Lozano
Irving Lozano, Irving Lozano, detto il Ciuchi. È il Ciuchi Lozano. Ciuchi. Io ho comprato l'azzurro al bianco del Napoli quest'anno, è bella, quella è bellissima, io so, molto bella. Poker, Coppi per l'Udinese. Grande gol di Lozano, mamma mia che gol. Poker, ci hanno fatto male all'Udinese, hanno schiattato la capa. Mamma che no, mamma rogata, siamo belli, siamo forti, siamo asciutti pazzi. Super prestazione solitaria della classifica Sopigma, un ragazzo interessante. Quest'estate è stato Udinese, esterno destro, francese arrivato da Roma. Un ragazzo entra anche nel Napoli, Alessandro Zanoli. Mamma mia, anche Zanoli. In grande considerazione. Questa opportunità Entra anche Zanoli, mamma mia. Anghissà, la palla gol di Anghissà. Grande parata di Silvestro. Rossa no. Andrea, arrivo, ora facciamo il quarto. Grande, ma tu si non mostra, Andrea, si non mostra. Ciuchi, tu si non mostra, Andrea. Poker a punteggio pieno e primi in classifica, una goduria a più 10 sulla Juve. Mamma, fa fredda assai. Mamma, fa fredda assai. Destra, a sinistra e Titania la punta centrale in difesa, un solo cambio. Mamma, sai perché mi batte il corazon, ho visto un grande Napoli, mamma, innamorato su, mamma, sai perché mi batte il corazon, ho visto un grande Napoli, mamma, innamorato su. Candiamola. Mamma, sai perché mi batte il corazon, ho visto un grande Napoli, Uè, mamma, innamorato su. Mamma, sai che c'è? T'ha girato 4 spugliate. Mamma, a più 10 sulla Juve, fa fredda, sai. Metti il tuo piumone quando vai a faticare. Napoli, ale. Ciao Juve, mamma, quando siamo forti. Siamo belli e forti. Forza Napoli sempre, ragazzi. Buonanotte da Napoli all'87. Ciao. Prossimi due piedi ravvicinati, Sampdoria Cagliari, un as su Sciavia, non tiene a Zeghela, un as Va. è molto carico, cerca la conclusione, sarà rimesso al freno. Questa vince la sesta partita consecutiva in trasferta, ovviamente portando anche al finale della scorsa stagione, scuola di fila parte con 4 vittorie consecutive. Mamma mia, 4-0, ma io non l'ho segnato il 4, ma mo fa segno 4 gol. Ma chi ha segnato? Aggiorniamo perché non c'è spazio. Oh, ancora, ma poi si fanno male. Ma 40, mamma mia, 43 no, ma stiamo mettendo 43 addirittura, è troppo. 43 0 è troppo. Non era possibile 43. Allora 4 Lozano. Secondo palo per Santoro di Samir, la prende però Spina, adesso Supi. Cussetto, viene a distanza Lozano e gioca.
4-0, mamma che è successo? Maronna, ma siamo forte, ma proprio forte. Mamma mia, 4 formaggi oggi. Marun, Napoli, ti ricordi? Napoli, ti intendi di calcio? Tavolo su buteo a tanti amici napoletani. Chi è tavolo su buteo, no? Marun, siamo usciti pazzi, mamma, siamo usciti pazzi qua. Siamo usciti pazzi, è successo. Vero, non sono bravo in matematica, sempre bocciato, ma meno 10 mi so cantare. Mamma, ora bisogna fare i cambi per fare i posetti. Sono d'accordo, Sergio, sono d'accordo, fratello. Ma siete usciti pazzi. Ma siete usciti pazzi. Mamma mia. Mamma. Mamma, Luca, mia. Confusa probabilmente in quel momento. 3 minuti per chiudere questo Udinese Napoli che praticamente non ha avuto più storia, poi nel secondo tempo il terzo gol di Koulibaly. Koulibaly testa adesso non chissà, ma il numero grande partita anche di Al-Missa. Elmas sale con il pallone, presa su B. Elmas Vai, mamma mia, vicino al quinto gol anche con Ounas. Vicino al quinto gol con Ounas. Negli episodi sicuramente Koulibaly è stato quello che ha pesato di più, anche considerando che un difensore ha fatto un gol un Ounas che entra all'81esimo, all'84esimo, ma segna lo sa. Mi ha detto su. Che scrivevi? A me il Cagliari mi piaceva tanti anni fa quando c'era Zola, Rangel, Esposito, Suazo. Da quando c'è Giulini che non è salvo, il Cagliari si salva, ma ha perso la magia degli anni 90, 2000. È vero, ha ottimi giocatori, è un'ottima squadra, ma non è paragonabile a quel Cagliari lì. No. Ma parliamo del nostro Napoli che ha più 10 dalla Juve e ha più 2 da Milan e Inter, dalle milanesi, e godiamo del primo posto, godiamoci sto momento, ragazzi, godiamoci, siamo primi, meritatamente. Ora bisogna, sono d'accordo, ma già si sono fatti i cambi, si sono fatti. Comunque 4 partite, 4 vinte, 12 punti e oggi 4-0. Meglio della Jeep dei Juventini che hanno sponsor 4x4. Mamma mia, un ass. Ma quando rientra Dem? C'è ancora un po' di tempo. Io penso minimo lo vedremo a gennaio. Minimo a gennaio. Toccare il campo a gennaio. Magari a disposizione forse un po' prima, ma a gennaio toccherà il campo, secondo me. Dopo le feste natalizie lo vedremo giocare. Ciao Giada, eccola qui, è venuta Giadina, si è venuta proprio dopo momenti più belli, 4 sfugliatelle per gli amici udinesi. Andrea, a me il Cagliari piaceva quanto con il figlio di Conti segnava alla Roma. È finita 4-0, l'abbiamo scattata a capo, già, l'abbiamo scattata a capo. Già hai visto 4 birre a Udine. 4-0, grande Spallettone, mamma, si è uscito pazzo, no. È uscito pazzo. Siamo usciti pazzi. Siamo usciti pazzi. Delle opinioni e che possono essere cambiate. Nuova rete Wind Tre, la più veloce d'Italia. Siamo usciti pazzi. Grande Napoli, grande Spallettone. Per Napoli, che si insegna fuori. Tutto quello che è successo per le interviste, grazie Davide Bucco dal coordinamento, tutto per il momento alla Dacia Arena, da parte di Federico Saccani. E Luca Marchegiani. Gamma combinate. Grande Sergio, grazie a tutti ragazzi, anguillate giocatori. Vatteli pure, bello zucco. Al bacio, come dice il mio amico, al bacio, come dice comunque. Anch'io Giadina, anch'io ti voglio bene. Chi è che non ha Marino?
tutti quanti a Rinuccio volimmo bene, a Cosci pure, a Giada, a Sergio. Ringrazio tutti quanti per essere stati in live con me ancora una volta. Fratelli partenopei, tutti quanti, fratelli partenopei o non partenopei, tutti quanti, ad Andrea, a Josef, a Rino, a Giada, a Bubu, a tutti quanti che siete stati là. Se dimentico qualcuno scusatemi, a tutti quanti, vi ringrazio tutti, vi mando un bacione. È sempre Forza Napoli, ragazzi. O primo posto stiamo, voglio primo posto. Buonanotte a tutti, amici da Napoli. Mi aspetto nel post video, del post partita. Buonanotte a tutti, amici da Napoli 87. E come sempre voglio Forza Napoli, voglio Forza Napoli.